Non sapevo cosa fare per cena, poi ho preparato questa torta salata ai 4 formaggi con patate e cipolle e me ne sono innamorata, vi giuro, è una delle torte salate più buone che abbia mai mangiato. Cremosa, super filante e davvero buonissima. Piegate la sfoglia a metà, ripiegate i bordi e bucate la superficie con una forchetta. Condite la base con una spolverata di parmigiano grattugiato, aggiungete la cipolla tagliata a fettine sottilissime, se avete una mandolina usatela pure e insaporitela con sale e pepe. Mettete adesso i 4 formaggi, io ho scelto gorgonzola dolce, scamorza, mozzarella e parmigiano grattugiato. Coprite i formaggi con uno strato di patate tagliate a fettine sottilissime, conditele con olio, sale, pepe e rosmarino e cuocete la torta salata ai 4 formaggi in forno preriscaldato a 200 gradi per 25-30 minuti. Tagliatela quindi a pezzi e servitela, è davvero favolosa!